Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi se andiamo a divertire. Tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. Tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. Tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. Tutti al mare, a mostrare le ghiappe ghiare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. Tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare con i pesci in mezzo all'onde. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 1 di agosto dell'anno del Signore 2025. Ora è estate, ora siamo proprio nel cuore, quei 15 giorni che poi il 15 d'agosto puntualmente il tempo si rompe e da lì comincia la discesa verso settembre. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, molto altro ancora, ma noi adesso vi ricordiamo anche le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure il telefono che è aperto da questo momento 0292947222, lo potete utilizzare per entrare in contatto con noi. Io voglio salutare, a proposito, il pezzo era ovviamente Gabriella Ferri, Tutti al mare del 1973. Noi al mare non ci siamo, voglio salutare i miei due Simoni che mi permettono dalla plancia comando di questa radio di arrivare alle vostre orecchie, ai vostri occhi, anche quest'oggi per una puntata alquanto scoppiettante. Specialmente ci sarà un mercatello di quelli veramente trash. Trash no, diciamo molto particolare, perché parleremo di souvenir improponibili che purtroppo vegetano ancora in molte case degli italiani e dovremmo passarci tutti una manina sulla coscienza per quello che abbiamo visto e per quello che abbiamo portato a casa nel corso degli anni. Oh, invece voi altri dove siete? Siete tutti al mare a mostrare le chiappe chiare? Beati voi, se lo fate, almeno portatevi l'app di Radio Libertà sul telefonino, oppure vi comprate una bella Radio DAB con la batteria ricaricabile e ci ascoltate sotto l'ombrellone, perché a noi fa molto piacere starvi a sentire e soprattutto ci fa molto piacere naturalmente che voi ci stiate ad ascoltare. Diamo un'occhiata alle agenzie stamattina e in particolare diamo un'occhiatina
all'ANSA, perché in questo paese non ci facciamo mancare niente, questa è bella fresca fresca. Signore e signori, la Corte di Giustizia dell'UE ha emesso la sua sentenza sul protocollo Italia-Albania e la definizione di paese d'origine sicuro. In pratica abbiamo fatto il buco nell'acqua. Sentite un po', migranti, Corte UE, i giudici devono poter valutare la scelta dei paesi sicuri. Una vittima e 3 dispersi in un salvataggio effettuato da una nave di una ONG tedesca. Un paese UE può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Lo stabilisce la Corte di Giustizia UE nella sentenza sul protocollo Italia-Albania e la definizione di paese d'origine sicuro. Intanto, una vittima e 3 dispersi è il bilancio di un'operazione di salvataggio in mare della barca a vela Nadir della ONG tedesca Rescue Ship. Durante il soccorso, scrive ancora l'ANSA, i sopravvissuti hanno riferito all'equipaggio che 15 di loro erano caduti in mare. La Nadir è riuscita a recuperare 12 persone, 36 in totale i migranti salvati. Quindi, per tornare alla questione del contrasto all'immigrazione clandestina, la Corte di Giustizia dell'UE ha deciso che un paese dell'Unione Europea può fare tutte le leggi che vuole, indicando tutti i paesi d'origine sicuri, però i giudici possono tranquillamente dire: no, caro legislatore, tu ti stai sbagliando perché abbiamo deciso noi. Quindi questa decisione, allora, da un lato uno non può dire vabbè, allora facciamo la legge sentiti i giudici, perché questo è un assurdo, i giudici non sono chiamati a fare le leggi in questo paese. Dall'altro lato però ai giudici viene dato il controllo e la possibilità sostanzialmente di annullare quello che il Parlamento dovesse decidere. Veramente una grande conquista di diritto, una grande conquista di principio di separazione dei poteri, una grande conquista di tutela legittima delle persone, anche perché, scusate un attimo, noi siamo appena reduci da una serie di interventi nel corso dei quali tanta gente che era stata mandata in Albania è stata riportata in Italia. Perché? Perché è intervenuto il giudice ha detto sì, voi lo volevate respingere in Egitto, ma l'Egitto non è un paese sicuro. Perché? Perché l'ha deciso il giudice. Mentre invece orde di italiani vanno a Sharm el Sheikh a farsi il bagno, vanno a fare turismo in Egitto, risalgono il Nilo, vanno a Luxor, vanno quello che vogliono, e però nessuno alla frontiera gli dice guarda che stai andando in un paese pericoloso. E di esempi se ne potrebbero fare tanti. Chissà, insomma, che senso ha tutto questo? Che senso ha avuto tutto questo? Se poi dobbiamo fare le fatiche di Sisifo. Tra l'altro, io trovo veramente schizofrenico tutto questo, perché mentre anche in Inghilterra, lo vedete, lo stesso The Economist un paio di settimane fa scriveva un interessante editoriale nel quale si sottolineava: ragazzi, guardate che il sistema dell'accoglienza e dei rifugiati, che è tutto un sistema nato durante l'epoca della guerra fredda, quando Stalin faceva davvero paura a tutto l'Occidente, è un sistema che davanti a queste ondate migratorie non funziona più. E anzi, la soluzione auspicabile è quella impiegata dagli italiani, segnatamente al governo di Giorgia Meloni, per avere questi centri di espulsione fuori dal territorio italiano. E invece niente. Cioè, in Inghilterra ti dicono bene fa l'Italia con questo schema. In Europa, bene o male, comincia a esserci un certo consenso su questo tipo di schema. Dopodiché arriva la Corte europea e prende e ti dice no, tu puoi fare tutti gli schemi che vuoi, tanto alla fine un giudice si alza e decide che quello che tu hai fatto non serve assolutamente a niente. Allora a questo punto si pone una domanda, e la domanda è: fino a che punto noi possiamo accettare una preminenza delle decisioni dell'ordinamento europeo su quella che è la volontà del paese? Perché non è che noi siamo andati a votare perché volevamo il controllo sancito anche dall'Unione Europea della magistratura sulle decisioni del governo, perché allora in questo caso stiamo praticamente rendendo i giudici dei legislatori o che cooperano alla legislazione.
Noi abbiamo votato e c'è un governo che gode della legittima fiducia delle Camere, dove c'è una legittima maggioranza voluta dai cittadini italiani. Abbiamo votato perché nel programma c'era scritto chiaro che la gente doveva essere espulsa se non era a posto con le carte, se non aveva le carte in regola per entrare in questo paese. Quindi delle due l'una: o qui modifichiamo la Costituzione e diciamo chiaramente che in questi casi o per alcune materie c'è prevalenza e precedenza dell'ordinamento italiano e delle decisioni dell'ordinamento italiano, o se no qui non arriviamo più a niente. Non arriviamo più a niente. E tra l'altro c'è da chiedersi, questa Europa della signora von der Leyen, così attenta al Green Deal e a tutte quelle puttanate che hanno distrutto la nostra economia, perché non interviene su questa questione? Perché non interviene sulla normativa? Perché non si fa un trattato europeo in cui si sanciscono alcuni principi? Primo fra tutti il fatto che quando si decidono certe cose i giudici non possono entrare a metterci becco, eccetera, eccetera, eccetera. Così, tanto per dire, tanto per dire. Trump si è rifatto una legge del 1798 per poter espellere chi entra clandestinamente nel paese. Ha avuto certo dei giudici che hanno fatto ricorso, ma nel bene e nel male, tuttavia, con delle eccezioni, con quello che volete, questi provvedimenti contro l'immigrazione clandestina vengono applicati in America. In Unione Europea, come vedete, siamo ancora al carissimo amico e siamo ancora all'ingarbugliamento, dobbiamo sapere, dobbiamo avere il parere, dobbiamo vedere le cose, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Questo è il risultato. Nel frattempo, tra l'altro, mentre l'Europa ci dice che per quanti elenchi di paesi sicuri si possano fare, i giudici sul continente possono fare quello che vogliono e quindi rendere carta straccia alle decisioni dei parlamenti democraticamente eletti, c'è un paese, appunto l'Inghilterra, che dopo la Brexit è riuscita a fare un accordo, pensate un po', sia con la Germania che con la Francia, e addirittura con la Francia l'accordo è tale che c'è l'espulsione immediata e il rimpatrio immediato in Francia, senza bisogno di processi e di discussioni. Basta arrivare sul territorio britannico dopo aver perché poi c'è anche questo fatto che la Francia si è impegnata a fermare i barchini, si è impegnata a fermare gli scafisti, eccetera, eccetera, ma se tu arrivi dall'altro lato automaticamente ti schedano e ti rispediscono in Unione Europea. L'Inghilterra ha potuto ottenere questo e vorrei ricordare che mentre noi parlavamo dello schema in Albania, il governo precedente a quello di Keir Starmer, il governo conservatore, ora io non mi ricordo, di Rishi Sunak, aveva fatto un accordo con il Ruanda, niente di meno, per la rilocazione dei clandestini. E lo stesso Starmer, entrato in carica, comunque era stato per un periodo abbastanza incline a seguire o a perseguire uno schema del genere, sempre per garantire la lotta all'immigrazione clandestina. Perché com'è, come non è, in Inghilterra lo stanno tenendo sulla graticola, lui che è di sinistra, lo stanno tenendo sulla graticola proprio sulla questione del controllo dell'immigrazione. Ancora una volta, come vedete, insomma, c'è uno scontro tra le esigenze reali della società, che dovrebbero essere rappresentate dalla politica, e un potere, anzi un ordine nel nostro caso, per come lo dice la Costituzione più bella del mondo, che ingerisce anche di questo quando il suo compito non è questo, non è valutare se il Parlamento ha deciso bene o male. Non è questo il suo compito. Il suo compito dovrebbe essere condannare punire chi non rispetta le leggi, che è un'altra cosa. Però, come vedete, qua stanno saltando tutte le marcature. Quindi, in sostanza, abbiamo appreso quest'oggi che è inutile, si possono fare tutti i piani contro l'immigrazione clandestina che si vogliono fare, però alla fine l'Europa legittima il fatto che non è il caso, non serve a niente. Perché? Perché basta che un giudice arriva, prende, decide e dice no, non è il caso. Ecco qui una bella zappa. Antonino, che senso ha avuto spendere milioni per un centro che non ha funzionato e non funzionerà mai? Deserto totale, ha solo funzionato per far crescere la Meroni
e basta. Francesco, no, non è questo il punto. Il principio era giusto, il principio continua a essere giusto. Si deve trovare allora un altro modo per continuare ad utilizzare quel centro. Allora, vediamo un po' chi è che mi scrive adesso. Stefano, buongiorno Antonino, oggi 1 agosto per me significa che lunedì inizia l'ultima settimana di lavoro prima delle ferie. Tu dirai, beh, che bello, invece no, per me inizia l'inferno. Io uso quotidianamente la A4 in orari molto mattinieri. La prima settimana d'agosto è quella che mi costringerà, contro la mia volontà, a condividere l'autostrada con coloro che l'autostrada la prendono una volta all'anno. Caro fratello, vedi come vengono fuori. Io quante volte l'ho detto in questi giorni, quelli che tengono la macchina sotto la copertina poi improvvisamente si sentono nuvolari. E il nostro Stefano giustamente ci ricorda alcuni principi. Guida pratica all'uso della corsia di sorpasso. 1. Tenete sempre la destra. Sì, la corsia, quella piena di camion, non è riservata a loro, ci dovete andare anche voi. 2. Un sorpasso si deve seguire nel più breve tempo possibile. Se la vostra andatura è leggermente più alta di chi vi precede, premete l'acceleratore, mettete la freccia, cambiate corsia, superate e poi tornate nella corsia di destra. Ovviamente mettete le frecce quando rientrate. 3. Se qualcuno vi sorpassa a destra, non scandalizzatevi con lui, non è pazzo, siete voi che siete dove non dovete essere. Addendum politicamente scorretto: se siete in quarta corsia, tipo la A4, addirittura in quinta, tipo la Milano Laghi, e state andando a una qualunque velocità inferiore a 131, c'è un girone dell'inferno apposta per voi, è affollato, io non rischierei. Scherzi a parte, amici, guidate piano, state attenti, fate molte pause e soprattutto levatevi dalle palle. Un saluto a tutti e buone vacanze, Stefano. Stefano, come non essere d'accordo con te? Però devo anche ricordare che il sorpasso a destra, come dici tu, non è permesso dal codice della strada, è una furbata e se ti pesca la stradale te la fa giustamente pagare, perché queste sono le regole. Resta il fatto che, ricordate, il sorpasso è l'unica manovra nella quale la velocità è garanzia di sicurezza. Più è veloce, prima si conclude. Quindi non mettetevi a fare che quello cammina a 130 e voi andate a 131. Accelerate, sorpassate e rientrate, senza che state a vegetare, che fate la gara col muso, chi è più avanti di 1 millimetro, chi è più indietro, perché la gente giustamente non può vivere in questo modo. Ma adesso, ladies and gentlemen, noi ci fermiamo, un breve jingle e poi un Qui Parlamento con il senatore Massimo Garavaglia che è già tra di noi. A tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato e il bentrovato al senatore Massimo Garavaglia. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, senatore, sono giornate concitate, anche perché per chi è stato riammesso alla rottamazione quater entro il giorno 5 deve cominciare a pagare le rate, altrimenti perde il beneficio. E poi c'è il DL fiscale. Cosa si è deciso? Allora, tante piccole cose, però stiamo sulla rottamazione 5 che è il punto fondamentale. Allora, il provvedimento è istruito. Noi martedì iniziamo la discussione generale e diamo il termine per gli emendamenti. Cosa vuol dire dal punto di vista tecnico? Vuol dire che si avvia questo percorso e l'obiettivo è poi di chiudere il testo di modo che sia pronto per la legge di bilancio. Nel frattempo abbiamo fatto una serie di approfondimenti con il MEF per capire il perimetro e direi che siamo al 90% del percorso, insomma. Quindi la cosa positiva è che si arriva a fare finalmente questa misura tanto attesa
e questo direi che è una buona notizia. Senatore, senta, ieri Italia Oggi titolava in prima pagina che addirittura ci sarà una sorta di tassa di ingresso per la rottamazione quinquies, ma è vero? Come funzionerà? Allora, ovviamente i giornali devono scrivere qualcosa ogni tanto e fanno il loro mestiere, i giornalisti fanno il loro mestiere. Io però non entrerei nei dettagli perché dare dei dettagli su un testo non ancora chiuso mi sembra oggettivamente scorretto. Diciamo che una questione di fondo su cui si sta ragionando e che è per me dirimente è distinguere le tipologie di tributo che va rateizzato. Esemplifico. Se il Massimo Garavaglia ha una cartella Tari, tassa rifiuti non pagata di 500 euro, pago 500 euro. Non ha senso rateizzare in 10 anni un importo così piccolo. Ecco, questo per esempio è uno dei concetti su cui si sta ragionando, cioè quindi distinguere le tipologie di tributo sia dal punto di vista del soggetto che ha mandato la cartella, sia dal punto di vista dell'entità, per andare invece al sodo, cioè aiutare chi veramente ha bisogno di un aiuto. Questo è il concetto di fondo. Quindi diciamo deve crearsi una massa critica per poter accedere a queste 120 rate. Mi sembra ovvio, cioè, se ho 200 euro da pagare, che senso ha spalmarli in 10 anni? Sono 200 euro, cosa fai? 20 euro all'anno, fa ridere. Cioè, quindi una cosa è l'importo e un'altra cosa è il soggetto che ha mandato la cartella. I tributi locali sono una cosa, tributi erariali sono un'altra, le aziende sono una cosa, il privato cittadino è una cosa diversa. Ecco, fare tutta una serie di distinguo e sulla base di quello andare a fare una misura che aiuti veramente chi ne ha bisogno, cioè in particolare le imprese che hanno problemi di liquidità. Ecco, questo è il concetto chiave. E per i cittadini invece quali saranno i parametri? È la stessa cosa, per i cittadini è dirimente l'importo e poi anche la motivazione per cui non si è pagato. Quindi esemplifico al massimo, se una famiglia è in difficoltà e non paga, per esempio, torno all'esempio di prima, la tassa rifiuti, va dal sindaco e ci sono i servizi sociali, è una cosa diversa, quello è un problema di servizi sociali. Non è un problema di fisco, non so se mi sono spiegato. È chiaro che se ho accumulato 20.000 euro di tasse locali non pagate, allora se sono un soggetto da servizi sociali è una cosa, se sono un furbetto è un'altra cosa. Ecco, è questo il punto, fare dei distinguo tra chi merita e chi invece fa il furbo. Capito. Quindi insomma ci saranno dei criteri abbastanza chiari, immagino, nel provvedimento. Esattamente. Dei criteri chiari per distinguere le tipologie di contribuente. Io faccio sempre questo esempio per capirci. Ci sono 3 tipologie di contribuenti che hanno difficoltà nel pagare le cartelle. Chi ha difficoltà perché gli manca la cassa, perché ci sono stati dei problemi, vedi il Covid, vedi la crisi, eccetera, e va bene, e vanno sicuramente aiutati. Chi si dimentica, c'è la categoria di chi si dimentica. Faccio l'esempio degli esempi, il bollo auto, tantissimi soggetti si dimenticano perché non si ricordano il mese in cui hanno comprato la macchina e gli sfugge di pagare il bollo, ma lì non è volontà, è dimenticanza, tant'è che in Regione Lombardia quando ero assessore col buon Maroni abbiamo fatto la domiciliazione bancaria del bollo, ti va giù in automatico sul conto corrente e il risultato è un sacco di gente ha aderito, ma lì non è chi non vuole pagare, è chi si dimentica di pagare, è una cosa totalmente diversa. E poi c'è la terza categoria di chi non vuole pagare. Ecco, chi non vuole pagare
deve essere giustamente perseguito, perché quella è una cosa diversa. Certo, certamente. Senta, e per le partite IVA? Le partite IVA sono proprio il soggetto cardine su cui andiamo a mirare la misura. Sono proprio le partite IVA quelle che hanno più necessità di un aiuto, perché le persone, i soggetti in buona fede che hanno avuto problemi di cassa, hanno avuto problemi di cassa, e è proprio lì che serve una rateizzazione lunga per risolvere il problema di cassa. Sono, diciamo, la Certo. platea su cui si rivolge maggiormente la misura. Molto bene. Allora, senatore, più o meno per quando prevede che termineranno i lavori? Ma a questo punto all'inizio di settembre. Noi lo avviamo adesso e all'inizio di settembre lo chiudiamo, e poi c'è la legge di bilancio. Molto bene. Senta, accanto a questo provvedimento, a che cos'altro state lavorando? Ma allora, ci sono molte misure particolari che riguardano le imprese. Se parliamo di imprese, davvero è uno spettro molto ampio di misure. Il punto fondamentale è aiutare gli investimenti e dare accesso al credito. Quindi si va dalla revisione dei confidi che sta portando avanti il collega Bitonci, che va nell'ottica di aiutare i soggetti diciamo con fatturati medio-bassi, le piccole imprese, artigiani, commercianti. Poi c'è il tema del farmaco, cosa molto importante, un settore dove l'Italia è particolarmente forte, e ricordiamo che a Wall Street c'è un warning proprio sul tema del payback. Noi abbiamo questa misura assurda che penalizza gli investimenti in questo settore. Superare questa misura assurda, eliminarla, darebbe vantaggi enormi a tutto quel mondo. Quindi si va dal micro al macro. È un grande lavoro che vede come faro, come punto di riferimento il fare PIL, cioè aiutare chi produce. Molto bene. Allora, senatore, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e a presto. Grazie. Grazie. Sigla e ora i Queen. Qui Parlamento. Let's go! He walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Every time when the bullets rip to the sound of the beat, look out! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey! Oh, take it! Dust! By the dust, yeah!
Era il 1980 quando i Queen cantavano Another One Bites the Dust e qualcun altro morde di nuovo la polvere, le 11, 12 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto. Orbene, passiamo a parlare adesso, niente po' di meno che della Corte di Cassazione, che avantieri ha emesso una sentenza molto importante sul reato di epidemia colposa. Direte voi, ma che cosa c'entra questo? C'entra e come? Perché questo può rimettere in discussione il caso appunto della pandemia da Covid dell'anno 2020 e in particolare questo potrebbe portare a nuovi sviluppi anche per quanto riguarda l'operato della commissione d'inchiesta che, come sapete, sta cercando di far luce su opere e omissioni che sono state compiute in quel periodo. Io ne ho parlato con l'avvocato Consuelo Locati, che guida il team di avvocati di Sereni e Sempre Uniti, l'associazione che da Bergamo si batte per verità e giustizia per le vittime del Covid. Ragazzi, se siete pronti, andiamo pure. Dai. Allora, io ho il piacere di ritrovare l'avvocato Consuelo Locati, che come sapete fa parte dell'associazione Sereni e Sempre Uniti, che racchiude e rappresenta i familiari delle vittime da Covid-19. In realtà lei lavora in pool con altri colleghi, segnatamente con i colleghi Giovanni Benedetto, Luca Berni, Alessandro Pedone e Piero Pasini. Ora, avvocato, intanto grazie del suo tempo e della sua cortesia, ma che cosa ha deciso la Cassazione che quindi può ribaltare o comunque ridiscutere quello che è avvenuto con il Covid-19 in quel di Bergamo e anche in Italia? Beh, innanzitutto io ringrazio voi per avermi ospitato e aver ospitato con me tutti i familiari che noi come team rappresentiamo. E questa sentenza delle sezioni unite della Cassazione, quindi il più alto grado di autorità giudiziaria, ha stabilito che anche il non agire può configurare insomma il reato per epidemia. Ciò significa che diversamente da quello che è stato interpretato e applicato negli ultimi anni in primis dal Tribunale dei Ministri di Brescia e poi di Roma e poi da varie altre procure a cascata, non è più il criterio principale, diciamo il criterio per la valutazione del reato di epidemia colposa. Quindi la Cassazione cosa ha stabilito come principio che adesso fa stato, come se fosse di fatto una legge, non precedente, se fossimo nel diritto anglosassone è il precedente, ha stabilito che è configurabile, quindi si può verificare anche il reato per epidemia colposa omissiva, cioè non fare qualcosa che sia l'obbligo giuridico di fare equivale a cagionare un danno. In questo caso il danno è stato la violazione il danno alla salute collettiva, alla salute pubblica e quindi che ha configurato quindi il reato per epidemia, perché ha cagionato la morte di più persone. In questo caso stiamo parlando di circa 200.000 morti. Sì, appunto, anche perché tra l'altro ci si fondava prima per prendere queste decisioni sul significato letterale del reato di epidemia colposa che è stato inserito nel 1930 nel Codice Rocco, che prevedeva la punibilità solo nel caso in cui un soggetto avesse materialmente sparso il virus. Cioè era una norma contro gli untori di manzoniana memoria, in altre parole. Sì, però sì. adesso che gli untori non ci sono più, questo che cosa significa? Intanto per il lavoro della commissione che sta accertando eventuali responsabilità in tema di Covid, ma soprattutto che cosa significa per Speranza e per Conte, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, uno era il primo ministro che ci faceva le conferenze stampa su Facebook a luna di notte e l'altro era il ministro della salute che non compariva quasi mai. Ecco, anzi, quello che aveva scritto il libro Perché guariremo
e il libro che è stato poi prontamente ritirato dalle edicole. Ecco, per loro due che cosa significa? Ma significa che è un principio questo che può portare alla riapertura dei processi di tutti quei procedimenti che si sono chiusi con un'archiviazione sulla scorta del fatto che non era contemplato il reato di epidemia colposa omissiva. Io ricordo che la Procura di Bergamo, dopo 3 anni di indagine, aveva chiuso tutte le indagini con 21 indagati e il reato contestato, non a tutti, ma insomma alla maggior parte di loro, era il reato di epidemia colposa omissiva, cioè non avevano ottemperato al loro obbligo di attuare tutto quello che la legge prevede per mettere al riparo i cittadini dal rischio per la loro vita. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione proprio su questo punta molto l'attenzione e l'accento, dicendo che si deve valutare il pericolo che un comportamento che sia attivo o omissivo, il pericolo per la salute dei cittadini. Quindi che il comportamento sia un comportamento attivo, come era quello del 1900, previsto dal codice del 1930, cioè un personaggio che va in giro a spargere i virus, no? Sì. O che sia un comportamento omissivo, comunque sia, entrambi i comportamenti cagionano un pericolo e conseguentemente, se cagionano la morte, l'epidemia. Questo è quello che dice la Cassazione. Con questa interpretazione, che tra l'altro riprendono da una sentenza un po' più, da una pronuncia un po' più generica del 2019, anche secondo la legge Cartabia è possibile depositare le istanze, cioè chiedere alle procure e in questo caso al Tribunale dei Ministri di Brescia di rivalutare alla luce di questa nuova pronuncia delle sezioni unite quello che è stato, quelle che sono state le prove o i documenti o comunque l'indagine che invece, se devo dire la verità, il Tribunale dei Ministri di Brescia non ha nemmeno considerato perché non ha letto niente. Quindi si può chiedere, insomma, il riesame, esattamente come si è fatto, per esempio, faccio un esempio banale, come si è fatto nel caso della strage di Erba. Potete chiedere il Non è proprio riesame. un riesame, non è Eh, proprio un riesame, è perché non c'è stato un processo. sì, L'archiviazione è stata pronunciata senza un processo. sì. In questo caso si chiede proprio l'apertura di un processo vero e proprio, in cui poi gli indagati che potrebbero diventare imputati sono soggetti al vaglio di un giudice. Ecco, ma per i processi comunque Conte e Speranza, mi corregga se sbaglio, erano stati assolti. Quindi non No, è... sono Ah, stati archiviati. ok, perfetto. Non c'è mai stata una soluzione, c'è stata un'archiviazione sulla scorta del fatto che non era contemplato un comportamento omissivo per quanto riguarda il reato contestato di epidemia e i giudici avevano comunque detto che siccome si trattava di un evento eccezionale, in ogni caso non sarebbe cambiato nulla perché l'azione o l'inazione non avrebbe cambiato di fatto le sorti della strage che abbiamo tutti noi subito, senza considerare che poi lì c'era anche il discorso sulla mancata istituzione della zona rossa, perché alla fine il reato di epidemia è stato determinato dalla mancata chiusura, quindi dal mancato lockdown locale nella Bergamasca, da cui poi il virus si è diffuso su tutto il territorio, cagionando poi l'epidemia alla fine. In parole semplici. Certo. Senta, ma siccome in questo paese niente va mai a finire, mi pare però di capire che dalla decisione della Cassazione ci sia anche un memento per chi eventualmente si mettesse a fare il legislatore nel tempo che verrà, perché è chiaro che a questo punto è anche un monito, e mi spiace usare questa parola, ma un monito nei confronti del legislatore e gli si dice: bada che allora, a maggior ragione, tu devi rivedere tutti i piani di prevenzione, tutti i piani vaccinali, tutti i piani
di sicurezza, che ne so, la protezione civile, l'impiego dell'esercito e così via. Cioè, questa sentenza non è soltanto qualcosa che guarda al passato, ma mi pare di capire che ha un lato propositivo per il futuro. Ma certo che sì, infatti le sezioni unite puntano proprio l'accento sul rischio sanitario, come ha ben detto lei, monito per mettere al riparo, quindi provvedere per mettere al riparo in via preventiva, cosa che in Italia poi a noi manca, perché in Italia la prevenzione non c'è. Quindi è, diciamo così, un monito, come dice lei, sicuramente un monito velato, ma un invito a mettere mano a tutte quelle azioni o anche quei provvedimenti, a quegli atti che tra l'altro poi sono già riversati, no? Nelle normative nazionali e internazionali, a livello proprio di legislazione sanitaria o comunque legislazione delle emergenze, per poi mettere al riparo la vita, la salute e la vita dei cittadini. Mi chiedeva, mi scusi, io mi sono persa, ma prima faceva riferimento anche ai lavori della commissione. Sì. Sono molto importanti i lavori della commissione parlamentare. Perché? Perché per come sta lavorando la commissione in maniera molto approfondita, con l'audizione di tutti, praticamente quasi tutti i membri del CTS, di altri auditi, da questi lavori sta emergendo, da queste audizioni stanno emergendo delle verità che fino a quel momento tutti volevano negare. Mi riferisco per esempio all'audizione del premio Nobel Parisi, piuttosto che all'audizione del professor Garattini, no? Che dicevano entrambi che la mancata preparazione dell'Italia ad affrontare un'emergenza sanitaria, quindi mancato piano pandemico adeguato, comunque sia in generale la mancata prevenzione ha cagionato come conseguenza un eccesso di mortalità di proporzioni esagerate, che se avessimo avuto una preparazione non si sarebbe verificata sicuramente in quelle proporzioni. Ecco, allora a questo punto la domanda è: ma noi abbiamo imparato la lezione? Sì o no? Non credo, perché ad oggi una legislazione sanitaria delle emergenze ancora non c'è. Vero è che c'è un piano pandemico che credo che sia andato in questi giorni alla conferenza Stato-Regioni. Vero è che si muovono i primi passi per cercare di mettere mano, no, a regolamentare delle emergenze, però non c'è ancora una legislazione che è quello che stiamo dicendo da 5 anni. Non c'è una legislazione semplice che riunisca tutta quella frammentazione di norme, normative, decreti che c'è in Italia e che al momento in cui si verifica un'emergenza venga applicata per sveltire, velocizzare anche la trasmissione dei dati, per anche gli allarmi, le notifiche degli allarmi e chiaramente poi l'intervento dei sanitari e anche delle strutture sanitarie ospedaliere. Ancora questo non c'è. Ah, ecco, quindi insomma, in caso di nuova emergenza torneremmo alle solite cose, col governo che fa i DPCM, con quello che dice non sono d'accordo, e coi 4 fricchettoni con l'R4 caffè e latte che si fecero tutta l'Italia da nord a sud e nessuno li fermò. Bravo. Vero è che nel piano pandemico, nella bozza, c'era anche quella proposta per cui i DPCM non avrebbero dovuto essere emanati nel corso delle emergenze, che già è un passo avanti, perché tutto sommato noi nel 2020, 2021, 2022 siamo andati avanti, 2023 abbiamo vissuto con decine di migliaia, no, insomma, comunque migliaia di DPCM che venivano emanati da un giorno all'altro, insomma, era inverosimile, ma questo dimostra, non fa altro che dimostrare che eravamo totalmente destrutturati e soprattutto non fa altro che dimostrare che hanno sottovalutato il rischio alla salute dei cittadini prima e poi hanno deciso che forse le ragioni economiche erano prevalenti rispetto alla tutela del diritto della vita, no? Nel caso, mi riferisco alla mancata Nembro. istituzione della zona rossa nella Bergamasca, sì.
Senta, siamo nel periodo dell'anno in cui puntualmente si dice ne riparliamo a settembre. A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? Ma a settembre, noi per la verità continuiamo a parlare anche ad agosto, per cui adesso stiamo preparando l'istanza da depositare al Tribunale dei Ministri di Brescia. Nel frattempo, ad agosto scade il termine per il deposito della nostra memoria alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché ricordo che tanti familiari hanno introdotto un ricorso alla Corte Europea e la Corte ha vagliato il ricorso ammissibile per 2 stadi, per 2 fasi, no? In 2 step, e l'ha fatto arrivare a una fase a cui arriva solo il 5% di tutti i ricorsi depositati. Abbiamo adesso il termine per depositare le controdeduzioni alle deduzioni del governo e poi vedremo poi la Corte se deciderà di farci andare a discutere a Strasburgo o emettere direttamente la sentenza. E poi, insomma, ci aspetta a ottobre il procedimento penale nei confronti davanti al GUP, comunque l'udienza davanti al GUP, non il procedimento penale, nei confronti di 4 ex direttori generali della prevenzione, quindi Guerra, Ruocco, Maraglino e Pompa, che sono stati rinviati a giudizio con un'imputazione coatta grazie alla nostra opposizione all'archiviazione, proprio rispetto al mancato adeguamento del piano pandemico che abbiamo discusso a giugno del 2024 e che il giudice, la dottoressa D'Agavoni, la GIP, ha ritenuto ammissibile, per cui ha rinviato a giudizio questi 4 ex direttori della Direzione Generale della Prevenzione proprio per il mancato adeguamento del piano pandemico, in generale la mancata preparazione dell'Italia. Il reato contestato è l'omissione e il rifiuto d'atti d'ufficio. Senta, la vorrei salutare con una domanda un po' cruda. Sono passati 5 anni, a me pare che questo paese si sia abbondantemente dimenticato di quello che abbiamo vissuto in quella lontana primavera del 2020. E allora, a maggior ragione, un paese che si dimentica di tutto e dimentica in fretta, merita che ci siano delle anime che non dormono la notte pur di arrivare ad avere un minimo di giustizia, secondo lei? Merita per le generazioni future, perché abbiamo l'obbligo, il dovere di lasciare un mondo migliore e soprattutto di dare l'esempio bisogna combattere per i principi in cui si crede fortemente. Il principio della giustizia e della verità è un principio cardine di ogni società civile e merita ogni sforzo, ogni battaglia, ogni notte insonne. Però vorrei anche dire che non tutti hanno dimenticato. Le sezioni unite, la sentenza, insomma, delle sezioni unite ci dà la prova provata che non è vero, che tutti vogliono dimenticare, tutti vogliono nascondere e che tutto è ammantato da una ragion di Stato e ragion politica. E soprattutto non è vero, perché ci sono professionisti come lei, come pochi altri, che hanno il coraggio di dare voce a chi come me e col mio team e con i familiari delle vittime, ma tanti altri cittadini italiani, continua a perseverare nella ricerca della verità scomoda. E adesso che la verità scomoda comunque è innegabile, di una giustizia anche nelle aule giudiziarie. E allora avanti e noi continueremo a raccontare tutto questo. Grazie. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto, voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare
in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni alla bava di lumaca, con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale. Per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo, quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere. Allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, fate 3 vasettini, 3,59 €. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 € uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha il reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flaconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 €. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Voglio andare a vivere in campagna. Voglio la rugiada che mi bagna. Ma vivo qui in città e non mi piace più. In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna. Voglio zappare la terra e fare legna. Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu e io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla, in questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa, tutti in piazza affacciati alla finestra, solo niente più. Che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna. Ricordo un nonno Silvio e la vendemmia. Ma vivo qui in città, dove sei nata tu. Fra la nevrosi generale, la confusione che ti assale e ti butta giù.
e io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla, in questa notte un po' ruffiana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa, tutti in piazza affacciati alla finestra. Vivo il mio paese, la chiesa, le case, e la maestra che coltiva le sue rose. Vivo il mio paese, la vecchia corriera, che risaliva l'età stufando a tarda sera, ma solo se ne niente più. Che bella la mia gioventù. Voglio andare a vivere condanna. Beh, 30 anni fa ci fu chi storpiò questo grande pezzo di Toto Cutugno del 1995, Voglio andare a vivere in campagna, che diventò Voglio andare a vivere condanna. Io non so se il gioco vi valga la candela, però sappiate che qualcuno ha appena mandato un messaggio al 340-670-9659. Buongiorno Antonino, volevo ringraziarla, compiacermi con lei che mentre tutti vanno in ferie lei rimane indomito a condurre questi programmi durante il periodo di ferie per tenere un po' di compagnia e tener viva questa radio per noi anziani che invece in ferie non ci possiamo andare. E anche questo è servizio pubblico, caro amico Piero, per cui ci mancherebbe, tu sei benvenuto e con te tutti gli amici diversamente giovani che ascoltano questa radio. Noi siamo qua per tutti. La radio, vedi, poi non è nemmeno una questione di anziani, dai, non è nemmeno una questione d'età. La radio crea una comunità. Noi nel bene e nel male siamo una comunità e siamo qui che facciamo casino alla Capitaneria di Porto di Radio Libertà e siamo contenti di fare casino qua, perché come vedete, insomma, si cerca di divertirvi e intrattenervi il più possibile, magari anche raccontandovi delle cose utili. Altre zappe che sono giunte quest'oggi, approfitto di te, caro Antonino, sempre il nostro Stefano, per informare tutti che è in corso un'iniziativa popolare avviata dalla Fondazione Inaudi per il ripristino dell'articolo 68, come l'avevano pensato i costituenti, e cioè il ripristino completo dell'immunità parlamentare. Uno dei danni fatti da Mani Pulite è che oggi paghiamo osservando uno squilibrio tra i poteri. Parole sante, amico mio. L'iniziativa è supportata anche da Borghi, Bagnai, molti leghisti. Vale la pena farlo sapere in giro. Grazie Stefano. Come vedi, lo hai fatto sapere. Ancora, non ci risolleviamo più. L'unica salvezza è che un missile russo distrugga Bruxelles e tutti, ma proprio tutti i parassiti che popolano il Parlamento europeo. Non c'è bisogno del missile, basta rivedere quest'Unione Europea dalle basi. Se così come non va, la si può cambiare. Antonio mi saluta, buongiorno a te, buon venerdì. Chi dona non deve mai ricordarlo, chi riceve non deve mai dimenticarlo. Ah, caro mio, la gratitudine. Enzo Ferrari diceva: se non volete subire l'ingratitudine, non attentatevi a fare del bene. Parole quanto mai sante dell'immenso Drake. Va bene, allora, bella gente, adesso sono le 11:40 minuti e 35 secondi, ma per quale motivo voglio andare a vivere in campagna? Perché vedete, in campagna le cose si stanno un pochettino complicando. L'Unione Europea, già che c'è, ecco, visto che siamo in tema, ha ben pensato di tagliare una parte della cosiddetta PAC. La PAC sono i fondi europei che vengono dati all'agricoltura. E gli agricoltori sono già sul piede di guerra. Nel mese di giugno sapete che i trattori si sono mossi verso Bruxelles. Beh, non è soltanto questo. Adesso ci sono anche i dazi che sono in vigore da stamattina, i dazi al 15% sui prodotti che vanno verso gli Stati Uniti d'America. Pensate al nostro prosciutto crudo, pensate alle nostre buatte, ve lo dico proprio alla sicula, le latte di pomodoro da 5 litri, quelle che vanno oltreoceano per le pizzerie italo-americane. Pensate a tutti quei prodotti che molto spesso, tra l'altro, diciamo pure questo, quando arrivano oltreoceano, non è che arrivano lì, ah che bello, sono arrivati i prodotti italiani. No, perché siccome piove sempre sul bagnato, devono confrontarsi, lo diciamo apertis verbis, con quello schifo che sono i cosiddetti Italian sounding. E sono per esempio la finta mortadella del Vermont, che anziché parlare
con l'accento bolognese, si chiama Bologna, ma della Torre degli Asinelli non conosce nemmeno l'esistenza. Oppure pensate a quante mozzarelle del New Jersey che si spacciano per mozzarelle di Capua, o prosciutti crudi fatti nel Montana che credono di essere friulani e San Daniele del Friuli manco l'hanno mai visto in cartolina, tanto per fare 3 esempi banali. E allora la situazione è grave, la situazione è molto grave. Come se non bastasse, appunto, c'è anche questo problema dell'accordo col Mercosur, che permette a prodotti che non sempre rispettano, anzi che non rispettano proprio le stringenti normative, ad esempio sui fitofarmaci, che l'Unione Europea col suo sciagurato Green Deal ci impone, non rispettano queste norme, eppure sta roba arriverà sui nostri scaffali e ovviamente ognuno poi farà le sue scelte. Allora io ne ho parlato con Raffaele Drei, che è il presidente di Fedagri Pesca Confcooperative, e abbiamo discusso della situazione. Il presidente Drei, con molta cortesia, ha cercato un pochettino di tracciare una fotografia, ahimè, impietosa della situazione. Io voglio ringraziare anche chi ha propiziato questo incontro, il nostro consueto gancio occulto di queste nostre cose agricole, Alina Fiordellisi, che saluto. E adesso, ragazzi, se siete pronti, andate pure. Allora, io questa sera ho il piacere di avere come gradito ospite il presidente di Fedagri Pesca Confcooperative, Raffaele Drei. Allora, presidente, io ho qui una sua dichiarazione successiva appunto all'approvazione dell'accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America sui dazi al 15% anche sui prodotti agricoli. E lei dice: temiamo un grave impatto sulle filiere produttive, l'Europa riveda i tagli all'agricoltura non coerenti con i principi di tutela del settore. Ora, prima di chiederle un commento sulla situazione, le faccio vedere una cosa che è qui. Questa è la pagina della Commissione Europea e la pagina della Commissione Europea qui online ci spiega che questo accordo liberalizza alcuni scambi commerciali di reciproco interesse tra Stati Uniti ed UE e in particolare ci sarà un migliore accesso al mercato dell'UE per quantità limitate di prodotti della pesca statunitensi tipo merluzzo dell'Alaska, salmone del Pacifico, gamberetti, tutti soggetti a contingenti tariffari, e questo va a vantaggio, secondo la Commissione, dell'industria di trasformazione dell'UE. E poi viene detto che ci sarà un miglior accesso al mercato per alcune esportazioni agricole statunitensi non sensibili per un valore di 7 miliardi e mezzo di euro, tipo olio di soia, semina, cereali, frutta a guscio, prodotti alimentari trasformati come ketchup di pomodoro, cacao, biscotti avranno un miglior accesso al mercato dell'UE, riducendo i costi di determinati fattori di produzione per i nostri agricoltori e trasformatori e proteggendo nel contempo le sensibilità agricole dell'UE. Allora, è tutto bello e magnifico come dice la signora von der Leyen, o piuttosto qui ci hanno dato tanti di quegli schiaffoni e dobbiamo far finta di essere contenti di averli presi? Ma guardi, io credo che contenti di aver preso degli schiaffoni, penso che sia abbastanza difficile esserlo. È chiaro che oggi viviamo ancora in una situazione di incertezza, poi è vero che l'accordo definito accordo politico della von der Leyen abbassa il livello di incertezza, ma relativamente, perché ci sono ancora molte questioni da dirimere, entrando nel merito di singoli regolamenti, di singoli accordi. Quindi diciamo che siamo appena ad un accordo quadro nel quale, come sempre, ci sono dei dare e degli avere. Purtroppo il settore agricolo molto spesso è quello che tende più a dare e a ricevere, ahimè, abbastanza poco. Oggi abbiamo ancora tutto da dirimere, la questione dei dazi sul tema vino, sui quali ci auguriamo che non si arrivi all'applicazione piena del 15%, così come ci sono alcuni prodotti, se vogliamo, non i primi in termini di volumi, sui quali c'è ancora molta incertezza. Per esempio alcuni formaggi DOP che sicuramente
oggi sono molto a rischio da un'applicazione del Dazio al 15% qualora non ci fossero altre misure di contenimento di questo impatto. Quindi io credo che una valutazione veramente approfondita di questo accordo sia difficile farlo oggi. Certo è che il presidente americano ha scompigliato notevolmente quelli che erano degli equilibri commerciali nei quali l'Europa dovrà ancora lottare, ma finora certamente non abbiamo mostrato la necessaria, probabilmente la necessaria coesione, forse neanche la necessaria forza per arrivare ad una vera e propria difesa di quello che è l'agroalimentare, in particolare italiano. Su questo credo che dei grossi dubbi, pur con tutte le incertezze e le non conoscenze che ancora abbiamo, però credo che su questo non ci siano, ahimè, grossi dubbi. Ecco, appunto, io penso per esempio a tutto il cibo italiano che esportiamo negli Stati Uniti d'America. Penso a tutte le grandi catene di pizzerie di italo-americani che necessariamente consumano prodotti che arrivano dall'Italia. Mi ricordo qualche anno fa sono stata alla Mutti a Montechiarugolo e loro hanno proprio una linea da 5 litri l'una di latte che vengono esportate direttamente negli Stati Uniti d'America proprio per le pizzerie degli italo-americani che ne sono grandi consumatori. Allora a maggior ragione, con questi dazi, per quale motivo io dovrei comprarmi il pomodoro italiano? Beh, è chiaro che il caso che lei cita del pomodoro, quindi del trasformato di pomodoro, è uno di quei casi che avranno un incremento del dazio del 15%. Ed è sicuramente uno dei prodotti su cui abbiamo espresso anche non poca preoccupazione, perché tra l'altro parliamo di un prodotto che è di uso abbastanza quotidiano, non parliamo di prodotti, diciamo, di altissimo prezzo come possono essere alcuni prodotti più di nicchia, è un prodotto di largo consumo e quindi è evidente che è un prodotto molto esposto ad un incremento di prezzo negli Stati Uniti per quello che è il nostro posizionamento commerciale, ed è anche un prodotto, ahimè, abbastanza facilmente surrogabile, ovviamente con degli standard qualitativi inferiori, ma certamente la pizzeria americana nel giorno in cui deciderà di spendere meno troverà alternative. Quindi questo non potrà che tradursi o in una perdita di quote di mercato o, ahimè, o un po' l'uno un po' l'altro, diciamo, ahimè, una perdita di valore per la filiera agricola italiana, che si potrebbe tradurre in minore valore per il produttore di pomodoro, minore marginalità per chi trasforma, minore marginalità per chi commercializza, insomma si dovrà cercare di tirare la cinghia un po' lungo tutta la filiera, sapendo che comunque il risultato finale potrebbe non essere quello di mantenere le stesse quote produttive, perché poi è chiaro che l'obiettivo di Trump è quello di incentivare la produzione interna. Presidente, però vede, lei ha detto la parola magica che è anche la piaga nella quale ci ha infilato tutta la mano, mi pare. Qualità. Allora, lei giustamente dice, loro si adatteranno e si prenderanno qualcosa di qualitativamente inferiore rispetto al prodotto italiano. Però qui mi pare che sia un giochino nel quale vincono sempre loro, perché da un lato i nostri prodotti di qualità si beccano il dazio al 15 e noi ci ritroviamo invasi da roba a dazio zero che non rispetta certo le stringenti norme che ci sono in Europa e di qualche mese fa la battaglia sui fitofarmaci, su tutto l'elenco delle medicine che si possono ancora utilizzare oppure no con questo sciagurato Green Deal della baronessa von der Leyen e così via. Quelli possono usare il glifosato e quello che cavolo gli pare. Il Mercosur, che ha appena firmato l'accordo, lei mi insegna, non ne parliamo nemmeno. E allora scusi, noi altri che facciamo? Ma infatti la posizione che ho espresso con quell'articolo di giornale che lei prima richiamava è esattamente questa, cioè visto che sul piano dei dazi non sempre, cara Europa, se ci stai mettendo in primo piano nell'ordine delle priorità e rischiamo di pagare anche in questo caso un certo tipo di pegno, non uso un certo tipo di dazio che pure calzerebbe molto, però quantomeno mettersi in condizione di competere. E mettersi in condizione di competere significa anche non esasperare alcuni regolamenti sui quali invece l'Unione Europea sta continuando
in maniera piuttosto pesante. Mi riferisco al tema dei fitofarmaci, mi riferisco più in generale al tema degli standard qualitativi, ma mi riferisco anche per esempio a tutto il tema del benessere animale, sul quale l'Europa oggi è l'unica che sui quali l'Europa è l'unico continente che sta veramente innalzando continuamente l'asticella per le imprese produttive, talvolta anche mettendole in condizione di rinunciare ad investimenti, di rinunciare a crescere, nel timore poi di non riuscire a gestire un processo produttivo. E quindi le due cose messe assieme non ci possono stare, per cui la posizione nostra è, credo, abbastanza chiara. Nel momento in cui pretendi questo dalle filiere produttive europee, poi le devi veramente proteggere, non puoi chiedere l'impossibile o quasi l'impossibile e contemporaneamente aprirti ad importazioni di prodotto sui quali non viene chiesta o viene chiesta formalmente quella reciprocità che spesso citiamo, ma che poi all'atto pratico è una reciprocità molto, molto difficile da mettere a terra e da applicare in maniera concreta. Quindi i casi che lei citava ci stanno a pennello, il caso dei fitofarmaci che si usano nei prodotti negli altri paesi europei, o ripeto, il caso delle modalità con cui vengono allevati gli animali. Presidente, parliamo un pochettino di soldi. Io qui politico.eu, che è uno dei giornali insomma online più seguiti per quanto riguarda ciò che si agita nelle segrete stanze di Bruxelles, e glielo traduco, si parla ovviamente della PAC, che si spiega al lettore è un fondo da 387 miliardi di euro che rappresenta quasi un terzo del budget dell'Unione Europea. Per decenni questo denaro è stato utilizzato per finanziare le comunità rurali e per finanziare e dare una mano alle fattorie. Gli agricoltori sottolineano che resta essenziale per garantire la sicurezza alimentare dell'Europa. Adesso però, dopo i debiti che sono stati fatti durante il Covid, la Commissione sta valutando dei cambiamenti molto profondi. In particolare il commissario dedicato al budget, cioè Piotr Serafin, di recente ha rassicurato i contadini dicendo che i sussidi diretti, che attualmente sono pari a circa 291 miliardi di euro, resteranno sicuramente garantiti entro questa cifra, ma non ha garantito lo stesso per altri 95 miliardi e mezzo di euro che servono per schemi di sviluppo rurale che alimentano delle iniziative verdi, i giovani agricoltori e le infrastrutture. In questo caso il commissario Serafin ha segnalato che questo denaro invece potrebbe essere fuso in un pacchetto di spesa molto più ampio, dando potenzialmente ai governi nazionali più libertà di dirigere il denaro, allontanandolo dagli scopi agricoli e usandolo per altre cose. E naturalmente le organizzazioni di settore degli agricoltori sottolineano che qui c'è il rischio di spaccare, di scassare la politica agricola comunitaria, e questo naturalmente porterebbe anche a una lotta competitiva tra gli Stati membri. Per esempio qui c'è il rappresentante delle cooperative europee, Lennart Nilsson, sotto le bandiere della Cogeca, ha avvisato Bruxelles di non sottostimare la rabbia degli agricoltori. Non credo sia impossibile che gli agricoltori possano cominciare di nuovo a pensare di scendere in strada, anche perché nel mese di giugno li abbiamo già visti i trattori per strada dalle parti di Bruxelles. Allora la domanda dalle 100 pistole è: la PAC, così com'è, che ne dobbiamo fare? Ci dobbiamo ritirare? Ma guardi, io penso che nella proposta della von der Leyen la PAC non si possa più chiamare tale, non può essere più definita tale. Diciamo che la von der Leyen nel proprio quadro di previsione finanziaria dell'Unione Europea presentata il 16 luglio ha tenuto in considerazione delle risorse da destinare al settore agricolo, ma fondamentalmente uscendo da un concetto di politica comune, di politica agricola comune, e ripartendo le risorse, molto meno risorse rispetto al passato,
ripartendole fondamentalmente tra Stati membri, quindi prevedendo un'ampia delega data agli Stati membri. Quindi è assolutamente vera una delle ultime affermazioni che lei mi citava, quella che una competizione interna che diventerebbe distorta tra Paesi membri è quanto mai un rischio, perché evidentemente uno Stato membro può decidere di distribuire le risorse con determinati criteri piuttosto che altri, o di privilegiare un prodotto piuttosto che altri, con quindi disformità tra Stato membro e Stato membro. Questo è un aspetto che ovviamente ci preoccupa molto, perché poi sul mercato ovviamente siamo tutti in competizione, per cui questo tipo di disparità interna ad un'Unione Europea è qualcosa che è abbastanza difficile da accettare. Ce ne sono già altre, figuriamoci se ci aggiungiamo anche questa. Dopodiché è chiaro che una Unione Europea con una politica agricola per noi è fondamentale, ma non è che lo scopriamo oggi, sono stati i padri fondatori dell'Unione Europea che ormai 70 anni fa, 80 anni fa, ricordiamo i trattati di Roma celebrati proprio quest'anno, è uno strumento che ha tenuto unita l'Europa ed è forse l'unica politica europea che l'Europa fin dalle sue origini è riuscita a fare, perché poi in altri campi, al di là della politica monetaria, credo che l'Europa non abbia fatto molto di più come entità politica che gestisce se stessa. Per il resto è chiaro che gli Stati membri hanno continuato a coesistere con le proprie politiche nazionali. Quindi la mancanza la proposta dell'Unione Europea secondo me ci porta molto indietro. L'Unione Europea sta abdicando a questo ruolo di capacità di produrre politiche per l'intero continente, e questo ovviamente, ne parlavamo prima, nei confronti di un elemento forte qual è in questo momento Trump con gli Stati Uniti, al di là delle valutazioni che si possono fare, che ognuno di noi può fare, però è chiaro che è un ulteriore grave indebolimento, a nostro avviso, di tutta l'Unione Europea, e che andrà o rischia di andare poi a vedere degli effetti anche in altri aspetti. Per cui la preoccupazione su una politica agricola che non ci sarà più, noi ce l'abbiamo, che non significa quindi dire usciamo dall'Unione Europea, però bisogna che l'Unione Europea faccia un salto in avanti, non un salto indietro, e che riesca veramente ad esercitare un ruolo sul piano internazionale, sulla politica per l'alimentazione in questo caso, ma potrebbe essere la stessa cosa sul tema delle nuove tecnologie o sul tema dell'approvvigionamento energetico. Noi chiediamo un'Europa diversa, viceversa la von der Leyen sta andando, ahimè, in una direzione opposta. Ecco, ma allora anziché suicidarci, non sarebbe il caso di allentare qualche stringente normativa e soprattutto buttare a mare questo Green Deal che mi pare di capire faccia soltanto grandi danni, visto che gli altri si sono fatti molto aggressivi? Cioè, qui mi sembra come quello che va da Mike Tyson pronto con, come si dice, pronto per tirare di pugilato, va lì con un libro di poesie e gli dice io adesso ti sconfiggerò leggendoti l'infinito di Leopardi, e non mi pare che Tyson comprenda bene l'infinito di Leopardi. È così, noi sul Green Deal siamo stati non critici di più, lo stiamo subendo e ci sta facendo soffrire, ci sta facendo perdere produzioni, come accennavo prima. Purtroppo, nonostante le belle dichiarazioni di inizio mandato, sia da parte della von der Leyen ma anche del commissario all'agricoltura, purtroppo stiamo vedendo un Green Deal che sta continuando ad andare avanti quasi, mi viene da dire, anche a dispetto di quello che è stato un voto popolare avvenuto ormai oltre un anno fa, che aveva dato sicuramente un segnale diverso alla politica rispetto a quello che era stato un precedente mandato, lo ricordiamo, governato dal vice commissario Timmermans, e che aveva alle proprie spalle una componente verde in Parlamento molto molto forte. Il voto di un poco più di un anno fa, 13 mesi fa, ci aveva dato sicuramente un'indicazione da parte dei cittadini europei di voler rivedere questo tipo di impostazione. Purtroppo mi viene da dire che la struttura europea
sta molto ignorando questo tipo di espressione e continuamente abbiamo prove di un percorso verso un Green Deal ideologico che non accenna a fermarsi. E questo, ripeto, diventa l'ennesimo elemento di gravità dopo i dazi, dopo il taglio delle risorse che vedremo dal 2028 e dopo tutte le cose che stiamo vedendo. Quindi avremo bisogno di competere di più, di essere più competitivi, avremo bisogno di essere anche un po' più liberi da un punto di vista della burocrazia, degli adempimenti, di tutto quello che l'Unione Europea in questo momento sta chiedendo. Viceversa c'è un percorso molto molto stringente di innalzamento di standard qualitativi che, ripeto, a volte rispondono più ad ideologie che ad una concreta necessità di miglioramento fattivo sui prodotti che stiamo realizzando. Presidente, per chiudere, questa è la stagione in cui puntualmente si dice ne riparliamo a settembre. A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? Beh, io credo che parlando di PAC, dopo questa prima comunicazione, l'obiettivo sia ancora abbastanza lontano, nel senso che, come dicevo prima, la nuova PAC, se tale può essere chiamata, si partirà dal 1 gennaio 2028. Quindi il percorso per arrivare ad un'approvazione è ancora molto lungo, ci sarà un percorso di trattativa altrettanto lungo. Ci auguriamo ovviamente che il nostro Paese riesca ad esercitare il proprio ruolo, ma non abbiamo dubbi su questo, non abbiamo elementi per dire che non sarà così. Certo è che abbiamo bisogno dell'impegno di tutte le forze politiche e anche di creare un movimento di pensiero a sostegno di quanto stiamo dicendo, perché a settembre, dopo la presentazione del documento del quadro di programmazione finanziaria presentato dalla von der Leyen il 16 luglio, poi si riapriranno le danze con tutte le discussioni sia in ambito Commissione che in Consiglio dei Ministri che nel Parlamento europeo. Quindi il percorso è ancora molto lungo. E allora avremo modo di raccontarla assieme. Grazie. Certo, grazie a lei. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da Salerno a Milano con un carico di frutta, sotto il sole bisogna fare in fretta. Giancarlo guida e Mario è su in cuccetta, su per un'Italia che scotta, verso un mercato che li aspetta. E in Emilia, sull'altra in corsia, un'orchestra di liscio che torna da Pavia. La cantante dorme appoggiata al clarinettista e sogna il suo lavoro, signori tutti in pista, da una festa all'altra sempre in pista. E diesel è il ritmo della vita, è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel è il ritmo delle cose, è la nuova propulsione per la nuova situazione, giusta propulsione per la nuova situazione. Ma poi tornando verso casa, un'altra alba sull'autostrada,
e l'asfalto e dei camion e di chi li guida, ed è gente che la vita se la suda, ed è gente che la vita se la suda. E io amo questa gente che si dà da fare, che vive la sua vita senza starsela a menare, che non teme la fatica, ma che non si fa sfruttare perché sa dove vuole arrivare, perché sa come deve arrivare. E diesel è il ritmo della vita, è la giusta propulsione per la nuova situazione. Diesel è il ritmo delle cose, è la giusta propulsione per la mia generazione, è la nuova pulsazione per la giusta situazione. Pa, pa, pam, para, pa, para, pa. Le 12:07 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi. Vi ricordo 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete intervenire per telefono. Allora, a questo punto siamo al momento più ameno della trasmissione. Che cosa succede? Succede che ora apriamo il mercatello, lo sapete, il mercatello di Capitaneria di Porto. No, non compriamo e non vendiamo niente, ma è in realtà l'idea di, sapete, questo fare un po' di casino, fare un po' di comunità, come quando ci si muove indolenti in mezzo ai mercatelli di paese in piena estate. E allora di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di souvenir imbarazzanti che purtroppo albergano nelle case del nostro paese. E prego la regia. Ecco. Allora, negli anni 70 e anche 80, ahimè, c'erano questi oggetti, facciamo girare ecco, c'erano questi oggetti assurdi che erano dei posacenere di tipo goliardico. Io ne ho trovato uno in vendita a 30 euro, niente di meno, su eBay, questo qui, che appartiene a una serie di posacenere che generalmente erano un must al tempo nelle case degli italiani. Tu andavi in gita e poi portavi questa goliardata di posacenere a forma di water dove c'erano delle scritte. Intanto stanno scorrendo le immagini, abbiamo un bellissimo zoccolo di ceramica, uno zoccolo olandese di ceramica, poi abbiamo un grande classico, la serie dei piatti con le vedute delle città italiane dell'anno santo 1975, Colosseo, Ponte Vecchio, e poi un altro grande classico, le gondolette. Pensate, questa gondoletta che state vedendo adesso sul nostro canale, una gondoletta che è fatta di rame, piombo e quant'altro, è in vendita su eBay 55 euro. Questa invece è la classica gondola veneziana in plastica, questa qua viene via a molto meno. Di solito li mettevano sopra i televisori, questi ricordi veneziani. E poi c'è sempre questo, appunto, questa sorta di water, questa è Salso Maggiore Terme, tra l'altro. Io non so come negli anni 70 si potessero realizzare queste cose, perché credo che se oggi qualcuno si attentasse a fare una roba del genere, il sindaco di Salso Maggiore, ma il sindaco di qualunque città italiana, probabilmente farebbe causa alla ditta che ha prodotto questo posacenere. E ovviamente sui lati c'erano queste scritte di incoraggiamento: mangia molto, usami assai e da lungo camperai, oppure chi non la fa aspetti. Lo scopo in realtà era quello per sigari e sigarette che naturalmente venivano svuotate in questo tipo di posacenere. E poi c'è questo invito: quando entrate salutate, quando uscite fatevi i fatti vostri. Questa è la versione napoletana con Pulcinella e il corno antisfiga, altrimenti c'era anche la versione col carretto siciliano e l'Etna che fumava, e tu quando entravi o uscivi da una casa dove eri ospite puntualmente venivi salutato da questo invito a farti i fatti tuoi nel momento in cui uscivi di casa. Sono delle cose che oggi non si trovano più nelle nostre case, soprattutto per esempio i piatti con le vedute delle città, fanno veramente antico, fanno veramente vintage.
Va detto però che erano anche un modo per conoscere l'Italia in un tempo in cui non si viaggiava assai. E qualcuno di voi ricorderà, per esempio, che sui treni, le Ferrovie dello Stato, negli scompartimenti mettevano spesso e volentieri delle vedute di Venezia, Roma, Napoli, Palermo e così via, proprio perché, essendo la vettura ferroviaria con lo scompartimento destinata a percorrere migliaia e migliaia di chilometri, era anche un modo per gente che magari usciva per la prima volta da casa sua perché andava a fare il servizio militare dalla Calabria al Friuli, un modo, diciamo così, per mostrargli l'Italia, per fargli vedere l'Italia, perché mica è come oggi che tu dai un indirizzo, vai su Google Maps e vedi tutto quello che c'è. Non c'è assolutamente questa roba, non c'era assolutamente a quel tempo. E c'erano poi queste goliardate, insomma, abbastanza trash. La gondoletta veneziana, tra l'altro, esiste anche in una versione che si vede nel secondo Tragico Fantozzi, film del 1976, quando Paolo Villaggio è lì intento a fare il cenone di Natale con Pina e Mariangela e arriva la telefonata del mega presidente galattico che lo riassume come parafulmine. E addirittura una pregiatissima gondoletta veneziana motorizzata che mentre ruota su se stessa suona, lo riconoscete tutti quanti, lo riconoscerete tutti quanti a primo colpo, suona il tema di Lara direttamente dal dottor Zivago, tanto per chiarirci, na, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Boh, magari era, sì, oggi diciamo che era trash, diciamo che era esagerato, però era anche un modo, se volete, di vivere, di prendere la vita con più leggerezza e prendere la vita anche con queste piccole cose che servivano in fondo a raccontare, ripeto, in un'Italia in cui non c'era tutta questa facilità di movimento che c'è adesso, raccontare i posti in cui si era stati. Il grande classico è il piatto con la scritta "nel tal posto andai, a te pensai e questo regalo ti portai". Noi ne abbiamo pubblicato uno sulla pagina Facebook con Firenze, ma poteva essere con Milano, con Roma, con qualunque città d'Italia, ed era tutto svolto al passato. Quindi a Milano andai, a te pensai, questo regalo ti portai, tanananai, praticamente. Va bene, con questo noi chiudiamo il mercatello di questa prima settimana di Capitaneria di Porto. La prossima settimana saremo qui ancora con altre cose agghiaccianti delle nostre estati, diciamo vintage, soprattutto per i più giovani che non hanno vissuto quest'epoca gloriosa, e avremo modo di raccontarvi altri usi e costumi estivi o trasmissioni estive che c'erano a quel tempo. Io per esempio ancora ricordo molto Giochi senza frontiere, ogni tanto viene evocato. Giochi senza frontiere che peraltro fu un tentativo di far conoscere sempre gente che non aveva la benché minima idea dell'Europa, proprio perché non c'era questa idea di andare in giro per l'Europa, c'erano solo quelli che facevano l'Interrail, ve la ricorderete, la tessera che permetteva di girare tutta l'estate a prezzo scontato su una serie di reti ferroviarie estere. Ecco, a parte quelli che andavano con l'Interrail, l'Erasmus ancora non esisteva, per cui vedere l'Europa non era molto facile. Allora la si vedeva prima in bianco e nero e poi a colori sul primo canale della Rai in prima serata con il fil rouge, tutte le prove, i giochi e così via. Un anno ci andò pure Vibo Valencia, mi ricordo, arrivammo ultimi, presi anche abbastanza in giro da Ettore Andenna, che quell'anno conduceva Giochi senza frontiere. Mamma mia, che brutta figura quella volta, veramente una brutta figura. Permettete, scusate, mi sto vergognando ancora adesso alle 12, 6 minuti e 10 secondi. Va bene, adesso noi torniamo invece a occuparci naturalmente della nostra trasmissione, chiuso il siparietto dedicato al mercatello. Andiamo a vedere invece i dazi di Trump che sono entrati in vigore quest'oggi. Pensate, ci sono qualcosa come 90 paesi al mondo che
devono sottostare a queste tariffe. Sentite un po', la BBC pubblica l'elenco: 10% Isole Falkland, Regno Unito, tutti gli altri paesi che non sono elencati nell'ordine esecutivo firmato da Trump. 15% Afghanistan, Angola, Bolivia, Botswana, Camerun, Chad, Costa Rica, Costa d'Avorio, Congo, Ecuador, Guinea Equatoriale, Figi, Ghana, Guyana, Islanda, Israele, Giappone, Giordania, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nauru, Nuova Zelanda, Nigeria, Macedonia del Nord, Norvegia, Papua Nuova Guinea, Corea del Sud, Trinidad e Tobago, Turchia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe e poi naturalmente c'è anche tutta l'Europa. 18% il Nicaragua, 19% Cambogia, Indonesia, Malesia, Pakistan e Filippine, 20% Bangladesh, Sri Lanka, Thailandia, Taiwan e Vietnam, 25% Brunei, India, Kazakistan, Moldova e Tunisia, 30% Algeria, Bosnia e Erzegovina, Libia, Sudafrica, 35% Iraq e Serbia, 39% la Svizzera, 40% Laos e Birmania, 41% Siria. Poi ci sono delle eccezioni. La Cina entro il 12 di agosto dovrebbe terminare i negoziati, ma molto probabilmente ci sarà una proroga di altri 90 giorni. Poi sarà detto della possibilità di un incontro tra Trump e Xi, ma Trump ha escluso di aver richiesto un incontro con Xi. Il Canada rischia un dazio al 35%, tra l'altro, anzi, il dazio è entrato in vigore stanotte alle 5 del mattino, ora italiana, dazio al 35%. Il Messico si è beccato il 25% per colpa del fentanyl, il 25% sulle automobili e il 50% su acciaio, alluminio e rame. E tutti questi però saranno applicati nei prossimi 90 giorni. Il Brasile è stato indicato nell'ordine esecutivo come colpito da dazio al 10%, che però è disgiunto dal dazio al 40% che è stato annunciato ieri da Trump, lo sapete, per il caso Bolsonaro, e quindi il Brasile tra poco si beccherà una tramvata al 50% dritta dritta sul naso da parte di Trump. Insomma, qui i conti si cominciano a fare e sono veramente dazi amari e non è una battuta. Tra l'altro è precisato nell'ordine esecutivo che il dazio al 15% per l'Europa sarà effettivo dal 7 di agosto. Andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, abbiamo poi l'aggiornamento su quello che ha deciso la Corte UE. Vi rileggo la notizia: nessuno remava contro il governo, era stata proposta un'interpretazione dai giudici italiani che oggi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice essere corretta. È giusto saperlo, senza polemiche, ma per amore di chiarezza, lo afferma il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi. Sorprende la decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai paesi sicuri di provenienza dei migranti illegali. Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono a fronte di responsabilità che sono politiche. La Corte di Giustizia UE decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari. Così, ad esempio, per l'individuazione dei cosiddetti paesi sicuri, fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano. E quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi. È un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti, un momento che mi è apparsa purtroppo una inutile pubblicità. Se noi vorremmo, ecco, chiudiamo, vorremmo continuare, ecco. È un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti, incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza, perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei governi e dei parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio. La decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all'immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali. È quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo la sentenza della Corte.
È singolare poi, che continua la nota, che ciò avvenga pochi mesi prima dell'entrata in vigore del patto UE su immigrazione e asilo, contenente regole più stringenti anche quanto ai criteri di individuazione di quei paesi. Un patto frutto del lavoro congiunto della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea. Il governo italiano, per i 10 mesi mancanti al funzionamento del patto europeo, non smetterà di ricercare ogni soluzione possibile, tecnica o normativa, per tutelare la sicurezza dei cittadini, conclude la nota. Sempre l'ANSA appunto ricorda la decisione della Corte di Giustizia UE di stamattina. Un paese UE quindi può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Quindi la Corte di Giustizia europea ha stabilito che in pratica i giudici possono fare anche i legislatori in tema di immigrazione. Veramente siamo ormai al cortocircuito della democrazia. Ancora, orrore a Gemona, sempre sull'ANSA, ucciso e smembrato, la madre al PM, ho fatto una cosa mostruosa. Florida, un altro italiano detenuto ad Alligator Alcatraz, Farnesina al lavoro. La guerra commerciale regge l'accordo USA-UE sui dazi al 15, Bruxelles, il lavoro continua, ma le borse europee calano. Biotech, viaggi mentali nel tempo ringiovaniscono i ricordi sbiaditi, l'esperimento su oltre 1200 volontari. Antitrust, Armani multata per 3 milioni e mezzo, pratica ingannevole, l'azienda annuncia ricorso. Dichiarazioni etiche di responsabilità sociale non veritiere. Andiamo a vedere intanto l'ADN. Ecco qua, ADN Kronos. Vediamo che cosa c'è sull'ADN per quanto riguarda le ultime notizie. Intanto si sono fatte le 12:23 minuti e 40 secondi. Io vi ricordo sempre il telefono 0292947222 se volete intervenire. Abbiamo ancora 5-6 minuti. A Prato, banca clandestina specializzata in criptovalute, flusso criminale da 9 milioni, sequestrati anche documenti falsi e attrezzature per la contraffazione. Ci sono ovviamente i dazi. Bertolucci, la festa è iniziata, Bezzoschi poi lo sfottò a Panatta. Verstappen resta in Red Bull, l'annuncio il mio futuro è sempre stato chiaro. Borgo Valsugana, schiacciata da armadio letto, donna trovata morta in casa. A trovare il corpo sono stati i carabinieri allertati dai vicini della vittima, che lavorava come insegnante. E poi c'è la notizia di Alligator Alcatraz, c'è quest'altro italiano. Andiamo a vedere chi è questo italiano. Farnesina al lavoro per il rimpatrio, il connazionale fermato dalle autorità locali americane il 12 luglio scorso a Miramar, contea di Broward. Un altro italiano, scrive la DN Kronos, è detenuto nel centro Alligator Alcatraz in Florida. Il consolato d'Italia a Miami e la Farnesina stanno lavorando al caso del connazionale fermato dalle autorità locali americane il 12 luglio scorso a Miramar, contea di Broward, e attualmente sottoposto a una misura temporanea detentiva. I funzionari, in contatto con la famiglia e il connazionale, hanno immediatamente verificato le circostanze, interessando anche l'ufficio di Miami dell'Office for Foreign Missions del Dipartimento di Stato, e ottenuto notizie circa le tempistiche di un veloce rimpatrio che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Intanto, ieri, giovedì 31 luglio, è arrivato in Italia Fernando Edoardo Artese, anche lui detenuto per alcuni giorni nel penitenziario di Alligator Alcatraz. Ancora la notizia di Borgo Valsugana, sempre la DN Kronos, una donna è stata trovata morta in casa Borgo Valsugana in provincia di Trento, schiacciata da un armadio con letta scomparsa. A trovare il corpo sono stati i carabinieri, allertati dai vicini di casa della vittima che lavorava come insegnante. Questi ultimi, preoccupati perché da alcuni giorni non vedevano la donna e perché sentivano un forte odore provenire dalla sua abitazione, hanno lanciato l'allarme. I militari del reparto operativo sono intervenuti sul posto per i rilievi. A proposito della banca clandestina, in quel di Prato, sempre sull'ADN, alle 12:26 minuti e 23 secondi,
Un'operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sofisticato sistema criminale finanziario transnazionale con base operativa a Prato. Le indagini hanno permesso di smantellare una vera e propria banca clandestina dedita al riciclaggio di denaro, che si avvaleva dell'uso di criptovalute, in particolare USDT ancorate al dollaro stabile, stablecoin, e alla produzione di documenti falsi. Nel corso di una perquisizione eseguita su disposizione della Procura, nei confronti dell'indagato Cheng Bangjie, cittadino cinese di 45 anni, trovato in possesso di 2 software wallet digitali Token Pocket collegati a indirizzi telematici su cui sono state tracciate movimentazioni in criptovaluta per importi milionari. Durante l'operazione sono anche stati sequestrati 117.000 euro in criptovalute, 15.000 euro in contante, oltre a materiale utile alla fabbricazione di documenti falsi, 2 stampanti, 2 laminatori, tessere vergini dotate di microchip e banda magnetica, pellicole ologrammate per l'emissione di carte di identità elettroniche contraffatte, valide anche per l'espatrio. Con questo direi che possiamo chiudere la nostra trasmissione, sono le 12:27 minuti e 48 secondi, noi ci salutiamo con Fausto Papetti, Happy People del 1975, dopodiché la sigla finale e ci ritroveremo lunedì alle 10:35 trattabili, lunedì 4 di agosto alle 10:35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Domani dalle 8:30 alle 10:30 la rassegna stampa curata da Matteo Desio. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.